nei vostri occhi. E quanta gente ci sta. Buonasera a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora diciamo che l'area semantica più adeguata per commentare l'esito del referendum è quella medica, clinica. Eh sì, perché veniamo da settimane, ricordate, durante le quali la premessa è stata la spallata ingombente, cioè sull'onda della presunta marea referendaria arriverà la spallata dei buoni e dei giusti al malgoverno delle bieche destre sovraniste, molto importante il plurale, mi raccomando. Questo è stato il racconto che ci ha accompagnato nelle ultime settimane, tant'è che i promotori del referendum hanno convocato la mega piazza sotto silenzio elettorale, in teoria contro il fantomatico genocidio in Medio Oriente, sulla classica parola d'ordine, diciamo, terzomondista, anti-israeliana nella migliore delle ipotesi, per gettare la tragedia del Medio Oriente nella caciara della politichetta nostrana loro soprattutto, e appunto incentivare il clima da spallata, anche perché nel merito era assai difficile, come poi si è visto, appassionare gli italiani alla urgenza per cui bisogna essere ancora più celeri, ancora più generosi nel concedere la cittadinanza agli immigrati, o bisogna saldare i conti interni al PD sul Jobs Act. No, insomma, era un po' difficile. Allora si è tentato il clima da spallata. Bene, l'esito clinico è che lor signori la spalla se la sono lussata. Eh sì, perché hanno tentato la spallata, la diciamo porta, il portone che volevamo buttare giù non è venuto giù, in compenso la diagnosi del campo largo oggi recita quantomeno lussazione della spalla. L'affluenza balla attorno al 30%, quindi una debacle. Attenzione ai giochini che tenteranno numerici sulle percentuali. Chi convoca un referendum vince politicamente se azzecca il quorum, cioè questa è una come banalità da scuola elementare della politica. Affluenza attorno al 30%, tra l'altro nel quesito specifico sulla concessione più veloce della cittadinanza, addirittura il 38% di quel 30% che si è recato a votare ha votato no, cioè anche loro elettori gli hanno detto che è una follia in questo momento allargare ulteriormente le maglie rispetto a un'immigrazione clandestina in primis fuori controllo. Come dire, ha votato sì a questa cosa solo l'aperitivo schleniano della ZTL, che gli immigrati li vede la sera nei servizi televisivi al massimo. Da questo punto di vista ovviamente il centrodestra in Camera, il macro risultato della lussazione della spalla altrui, della mancata spallata, e sul tema specifico della cittadinanza, come ha detto Matteo Salvini oggi in Francia per il raduno dei patrioti, la cittadinanza non è un regalo, servono regole più chiare e severe, non basta qualche anno di residenza. Occorre dimostrare di conoscere, amare e rispettare la cultura e la legge del paese che ospita. Banalità che invece secondo loro signori sarebbero dovute essere minoritarie presso il corpo elettorale. Così non è, e il campo largo è in piena crisi da lussazione. Molti, come dire, hanno il buon gusto per ora di tacere. Il commento più surrealista è quello di Maurizio Landini, che forse è quello che credeva più alla spallata, perché sapete che da anni ormai studia da, diciamo, leader politico della sinistra in pectore, no? Ha chiaramente reso il sindacato un organo da rivolta sociale contro il governo, parole sue letterali, quindi forse è quello che ci aveva investito di più nella presunta spallata. Oggi ci ha reso edotti. Sapevamo che non sarebbe stata una passeggiata in un paese come l'Italia, dove c'è una crisi democratica evidente. Cioè, meraviglioso, la crisi della democrazia secondo Landini sta nel fatto che gli italiani non votano come vuole lui, o non si recano a votare liberamente il referendum che lui ha convocato. Questa è proprio l'essenza dell'ideologia di lor signori. Democrazia c'è dove vincono loro.
dove loro non vincono, falliscono clamorosamente un referendum e una spallata politica, è perché c'è una crisi democratica, non è perché il popolo democraticamente ha stabilito che non condivideva le loro priorità. Questo è, come dire, Landini in confusione totale. Più in generale è evidente che il tentativo non è abortito clamorosamente. La spallata non c'è, non fatevi ingannare da trucchi e trucchetti che ci saranno domattina. L'unico atto di sincerità da parte dei leader del cosiddetto campo largo sarebbe allegare la radiografia con lussazione. Grazie a tutti, a domattina. Tra un manifesto e lo specchio